Che significato attribuisce alla premiazione di progetti volti a riscoprire le radici contadine tramite linguaggio teatrale? Intanto è un modo per avvicinare il teatro sempre di più alla nostra comunità. Il Veneto ha una storia che vede un teatro di prosa e anche la lirica profondamente legato alle tradizioni della nostra comunità. Questo progetto, che rappresenta una straordinaria collaborazione con il Teatro Stabile, con le compagnie e anche con il mondo che rappresenta i valori rurali e le attività rurali, come con la Coldiretti, prevede proprio di esaltare attraverso una forma culturale così alta come il teatro quelle che sono le nostre profonde radici. Presidente Beltotto, che significato attribuisce a progetti volti a riscoprire le radici contadine tramite il linguaggio teatrale? Guardate, noi siamo abituati al teatro della borghesia, al teatro che fa delle liturgie, ritornare al racconto, al territorio, alla storia e alle storie credo che sia un grande vantaggio per tutti, soprattutto per il pubblico. Quindi che valore può avere, secondo lei, un progetto come Far Filò per il territorio veneto? Ne ha due in particolare, uno che lo strappiamo a quelli che negli ultimi 50 anni hanno occupato buona parte della scena culturale nazionale e locale, e l'altro invece, che è altrettanto importante, facciamo ritornare in teatro quelli da cui il teatro nasce, e cioè i contadini.